ritrovate ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Oltre 365 milioni di euro per le imprese che operano in Sicilia e una moratoria dei mutui IRFIS Fin Sicilia per contrastare il caro bollette. Sono i due maxi interventi varati dal governo Schifani nel corso della giunta di ieri per sostenere le aziende dell'isola messe in ginocchio dall'aumento dei prezzi dell'energia. In arrivo anche un bonus energia, l'importo massimo del beneficio concedibile ad ogni singola azienda sarà di 20.000 euro. Una barca carica di migranti si è ribaltata nelle acque a largo di Lampedusa, in provincia di Agrigento. 3 i dispersi, 40 stranieri sono invece stati salvati e trasportati all'hotspot. Uno è stato già trasferito in elisoccorso all'ospedale di Agrigento. L'imbarcazione si è ribaltata quando si è avvicinato il mezzo di soccorso. Pare che molti migranti siano spostati sul lato. E lutto cittadino oggi a Favara, rimaniamo nell'Agrigentino per la morte del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso con un colpo di pistola all'interno del suo studio. La decisione è stata presa dal sindaco in occasione dei funerali della vittima. In mattinata intanto è stata eseguita l'autopsia nell'ospedale San Giovanni di Dio. Ieri il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto del 47enne, il bidello Adriano Vetro, disponendone la custodia cautelare in carcere. La difesa dell'indagato ha già annunciato che lunedì prossimo formalizzerà il ricorso al riesame. Il questore di Palermo ha emesso 12 daspo nei confronti di altrettanti tifosi palermitani. I provvedimenti rappresentano la decisa risposta della Polizia di Stato ad una violenta rissa scoppiata tra due fazioni interne alla stessa tifoseria rosanero. I fatti risalgono alla partita disputata lo scorso 1° ottobre. È tutto per questa mattina, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.